con la tensione della gara che si vede già nell'intervallo, quando un isolato sostenitore mestrino entra all'ingresso del terreno di gioco andando verso la curva del Padova, ma viene portato fuori a forza dalle forze dell'ordine. Se fuori del campo succede quello che non vorremmo mai vedere sui terreni di gioco, cioè disordini con macchine rovinate, con tifosi che si lamentano, insomma una bella giornata di festa rovinata proprio oltre il 90°. Mestre Padova è finita da pochi minuti, i tifosi biancorossi stanno già lasciando la curva loro assegnata quando scoppiano gli incidenti. Difficile stabilire cosa sia realmente successo, si vede il fumo dei lacrimogeni, dentro allo stadio un tifoso viene caricato in autoambulanza con problemi respiratori, altissima la tensione. Hanno sfondato il portone della gente di Padova e hanno spaccato le porte e sono riuscito a levare dalla mano la spranga che la stavano dando a un ragazzo di Mestre. Fuori intanto gruppi di supporter padovani entrano in contatto con la polizia, impensabile farli salire sugli autobus che li devono portare in stazione. Biciclette e motorini scaraventati a terra, volano sassi e cestini delle immondizie, alcune auto danneggiate. La polizia carica e disperde i più esagitati, poi i tifosi indisturbati si dirigono a gruppi verso il centro di Mestre, dove la piazza è gremita di bambini e adulti in maschera. Fortunatamente non succede nulla. La polizia dopo un po' riesce a raggiungere gli ultras e li accompagna in stazione. Per fortuna la giornata è finita.